Torna a casa il Castrum Favara che davanti al proprio pubblico affronta il Locri, una partita fondamentale per dare seguito alle speranze di salvezza per la formazione giallo-blu allenata da mister Pietro Infantino, uscita indenne dal turno infrasettimanale contro un'altra calabrese, ovverosia il Sambiase. Si gioca in una giornata quasi primaverile allo stadio Bruccoleri di Favara, di fronte a due squadre desiderose di mettere in cascina punti per proseguire la propria caccia ad un posto un po' più tranquillo per il prosieguo della stagione. Con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano entriamo nel vivo di questa partita che parte subito con un calcio di punizione in favore del Favara. Conclusione da parte di Vaccaro, smanacciata fuori dal portiere Donini. Insiste la formazione in maglia blu con inserti gialli con questo calcio d'angolo e l'anticipo da parte di Romano ai danni di Tavella che era assestato sul secondo palo. Insiste però la squadra di Infantino con questo cross dalla sinistra, il colpo di testa e la palla che si perde fuori, non indirizzata bene, ma occhio a questa ripartenza spinta da Deiana Testoni che ha scontato la squalifica inflitta contro la Nissa. Conclusione dal limite di destro bloccata a terra da Federico Donini. Insiste ancora con Baione, il Castrum Favara, poi conclusione mancina da parte di Francesco Vaccaro, bloccata ancora a terra dal numero 1 della formazione calabrese, che poi si spinge in avanti in una delle prime sortite offensive dall'inizio della partita. Non arriva su questo traversone Pantano e sfera che si perde fuori. Altro corner per i padroni di casa, questa volta palla che balla al centro, non riesce a indirizzarla verso la porta Mattia Palma. Occhio però a questo calcio di punizione per il Locri. Conclusione mancina da parte di La Rosa, sorvola non di molto la traversa e poi altro piazzato, questa volta scodellato al centro dell'area di rigore. In qualche modo prova ad intervenire la difesa, infine calcia fuori Giordano Pantano, ma occhio a questa azione insistita del Castrum Favara con Mudasiru che arma il cross per la testa di Mattia Palma. Non si vuole fermare il centravanti del Castrum Favara che coglie il gol dell'1-0 in favore dei gialloblu. L'abbraccio davanti alla panchina, l'abbraccio con Pietro Infantino e tutti i compagni, il momento migliore, il 42esimo del primo tempo per sbloccare il risultato. Poi nella ripresa si apre subito con un sussulto, segna ancora Palma, ma il direttore di gara, il signor Copelli di Mantova, ferma tutto, fuori gioco del numero 9 del Castrum Favara. Allora prova a prendere coraggio il Locri con questa giocata da parte di Leveque, poi il dribbling tentato dal nuovo entrato Gualtieri, alla fine non riesce a calciare la formazione Amaranto, che poi si deve difendere da il tentativo col mancino da parte di Calogero La Piana, pallone fuori. L'azione successiva però, altra fuga sulla destra, questa volta di Deiana Testoni, calibra il cross ancora per Palma, questa volta è buono il colpo di testa simile a quello del primo tempo, poi aeroplanino alla Vincenzo Montella per il numero 9 del Castrum Favara che raddoppia a metà ripresa. Altro abbraccio con i compagni e poi partita quasi messa in ghiaccio dal Castrum Favara, che però insiste ancora con Palma che si sente insuperabile in questo caso lo è Donini. Si dispera Palma perché l'opportunità era davvero ghiotta, prova a rispondere il Locri con questa azione manovrata. Conclusione in qualche modo respinta da Scuffia, poi allontana la difesa sul tentativo ancora di Gualtieri, poi esce, si prende la standing ovation Mattia Palma che lascia il posto a Ouattara. L'abbraccio anche con Pietro Infantino per l'ombre del partito di questo Castrum Favara Locri. Poi insiste la formazione calabrese che guadagna a un minuto dalla fine un calcio di rigore poco protestato dalla formazione di casa. E allora il tentativo dagli 11 metri con la rincorsa, la conclusione respinta da parte di Scuffia. Il tentativo di La Rosa mantiene la porta inviolata, il portierone e capitano del Castrum Favara, perché poco dopo arriveranno i 3 fischi da parte del signor Copelli. Vince il Castrum Favara che dunque porta a casa altri 3 punti, seconda vittoria interna della stagione per la squadra di Pietro Infantino, che può sicuramente essere contento, sorridente e soddisfatto. E con queste immagini chiudiamo. Da Sportisire è tutto, alla prossima.